teniamocelo sulle ginocchia, coccoliamolo, facciamoci coccolare, ma consapevoli sempre che è lui che ha scelto noi, è lui che si è addomesticato per stare con noi e non noi che lo abbiamo trasformato in un animale domestico. Il gatto è un animale libero. Libero dunque, indifferente alle gerarchie, capacissimo di arrangiarsi anche senza quell'umano a cui nei millenni si è avvicinato pur mantenendo la giusta distanza. Il gatto visto con gli occhi dello zoologo, animale domestico ma non troppo, di cui l'Italia celebra il 17 febbraio la festa. Il cane l'abbiamo addomesticato noi, il gatto invece ha deciso di utilizzarci, ma mantenendo completamente la sua autonomia. Solitario in natura, più socievole in casa, dove trova cibo e ristoro. Con la pancia piena, esercitare il suo istinto di cacciatore è un gioco, non più una necessità. Ma nel tempo, nelle isole in cui è stato introdotto, si è reso responsabile di molte estinzioni di uccellini. Che anche nei nostri giardini e nelle nostre campagne può comunque predare i nidi o gli uccellini. Quindi molta attenzione quando uno ha un gatto domestico, anche un po' nel controllarlo. Animali con cui ci facciamo capire quotidianamente, in una comunicazione tra specie che in natura è un'eccezione, non una regola. Bisogna stare attenti, come da voi sottolineato, al fatto che non deve sostituire i rapporti con gli umani. Molti dicono preferisco parlare con gli animali, cani e gatti, perché sono più buoni, perché non riesco a rapportarmi agli umani. Forse dobbiamo riflettere che dobbiamo cominciare o ritornare a parlare con i membri della nostra specie con la stessa attenzione con cui alcuni parlano ai cani e ai gatti.